Operai appesi alle corde per assicurare gli ultimi lembi della rete paramassi che è stata installata per proteggere il versante. Mancano poche ore alla riapertura della strada provinciale 38 tra Casarza Ligure e il Passo del Bracco, subito dopo l'abitato di Novano. Dal 28 gennaio scorso la viabilità era rimasta interrotta per uno smottamento che aveva scavato sotto la carreggiata. Con un investimento di oltre 100.000 euro è stato ripristinato il versante e sono state canalizzate le acque che avevano provocato il dissesto. Nel pomeriggio la riapertura della viabilità su una strada molto utilizzata soprattutto dopo la forzata chiusura delle gallerie di Moneglia. Molto utilizzato dalla gente del posto e non solo, nel senso che a seguito della chiusura delle gallerie di Moneglia veniva e viene utilizzata molto anche da coloro che vogliono percorrere quella strada, perché questo oggettivamente è stato un grosso danno per il territorio, per cui quell'arteria serve molto anche per questo. 100.000 euro di intervento. Città metropolitana di Genova, grazie anche comunque, voglio dirlo, alla giunta metropolitana, al vice sindaco Franceschi e a tutti i miei colleghi, hanno accolto anche la mia istanza di investire in urgenza in questa arteria fondamentale per il nostro comprensorio. Qual è stato l'intervento complesso, lungo, ma si spera risolutivo? Sì, sono stati fatti due interventi prioritari. Uno è la messa in sicurezza del versante con la palificazione in materiale naturale che quindi consentirà di avere una stabilizzazione del versante. L'altra una vasca per raccogliere le acque che erano quelle che hanno causato distacco del materiale. Per cui con questi due interventi noi siamo tranquilli oggi di riaprire la viabilità e consentire quindi il transito. Una situazione risolta, restano punti di criticità che vanno monitorati, si interverrà anche su questi. Assolutamente sì, lungo tutta la strada provinciale per Novano i tecnici della provincia, dell'ex provincia, oggi città metropolitana, stanno intervenendo per rimuovere del materiale, stanno monitorando la situazione. Ho chiesto anche di monitorare la situazione sull'altra strada provinciale del comune di Casarza Ligure, che è quella che va per Cardini, che lì c'è stato in passato uno smottamento. Anche lì i tecnici stanno valutando i migliori interventi del caso per mettere ancora in più in sicurezza un'altra arteria fondamentale che collega tutta Casarza Ligure anche col versante di Sassi Levante.